La diagnosi clinica, il paziente è stata diagnosticata all'azienda ospedaliera integrata di Verona. Il Negrar ha confermato la diagnosi in laboratorio. Il primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato in Veneto, ottavo in assoluto in tutta Italia, è quello di un paziente che abita in Lombardia, dove si trova ora in isolamento, ma frequenta spesso la nostra regione e di recente è rientrato da uno dei paesi africani a rischio. All'insorgere dei primi sintomi sospetti, il 24 maggio è stato sottoposto a consulto da remoto attraverso la telemedicina dalla professoressa Evelina Tacconelli. Insorto il sospetto che si potesse trattare del vaiolo delle scimmie, 24 ore dopo l'uomo è stato visitato con tutte le precauzioni del caso in presenza. Si è rivolto a noi, spiega la professoressa, perché disponiamo di un centro altamente specializzato per le diagnosi e la cura delle malattie sessualmente trasmesse. Il paziente è un paziente che non è inaspettato, nel senso che l'azienda ospedaliera era pronta a ricevere eventuali casi, perché chiaramente ci sono dei casi segnalati in tutta Europa ed anche in Italia, quindi avevamo tutta una serie di procedure che ci permettevano di fare una diagnosi rapida, clinica e poi insomma tutte le procedure corredate. Essendo arrivato a Verona in macchina da solo, vivendo da solo e avendo contratto una forma lieve della malattia, l'uomo è potuto tornare a casa per conto proprio, dove sarà seguito in isolamento. Ma secondo quanto disposto dal Ministero della Salute, i soggetti che ha frequentato dovranno restare in quarantena 21 giorni. Una situazione totalmente sotto controllo, così come quella degli altri casi rilevati. Di questa malattia, che non è il SARS-CoV-2, noi conosciamo il virus, conosciamo il metodo di trasmissione, abbiamo già una terapia disponibile ed esiste anche un vaccino. Esistono una cura e un vaccino, dunque no alla psicosi, ma certo serve un monitoraggio e una attenzione particolari. E questo virus si trasmette tramite rapporti sessuali e contatti stretti con persone che hanno la malattia. Questo è davvero importante. Quindi si può trasmettere anche per via aerea se due persone sono molto vicine, però la persona caso è una persona malata, quindi che ha segni di malattia. Per cui se si hanno dei sintomi che non sono spiegabili da altre cause, si contatti il proprio medico di medicina generale. I sintomi sono febbre e esantema, eruzione cutanea, che non sono spiegati da altra causa. Quindi mi raccomando, se io prendo un farmaco e ho delle lesioni cutanee, non si tratta ovviamente di vaiolo delle scimmie. Dopo qualche giorno si hanno anche dei linfonodi a livello prevalentemente inguinale e poi si ha la trasformazione di queste lesioni cutanee in lesioni che sembrano delle vescicole. Questa è l'evoluzione della malattia. In 2-4 settimane la maggior parte dei casi guarisce da sola.